Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo del cosiddetto miglior amico dell'uomo. Vedremo se è davvero così. Grazie alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, di cui ospitiamo Giovanni Tonelotto, che è il coordinatore veneto. In particolare parliamo di un'esperienza che è in atto dal 2003 a Piazzola sul Brenta, è il Rifugio San Francesco per animali abbandonati, ed è nato a seguito di una legge del 1991 che finalmente decideva che i cani catturati lungo le strade non potevano essere abbattuti anche se entro 3 giorni non si presentava nessuno a reclamarli, perché in precedenza era così: o il padrone arrivava entro 3 giorni oppure il cane veniva soppresso. Nel 91 è cambiata la legge, per fortuna, però ovviamente i cani che vengono in ogni caso raccolti soli devono avere una casa, un luogo in cui poter soggiornare. Ecco che allora sono nati i rifugi, tra cui quello di San Francesco. Allora, detto questo, com'è oggi la situazione nel rapporto uomo-cane? Dicevo all'inizio, lo continuiamo a definire il miglior amico dell'uomo, e citavo prima fuori onda, mi fa piacere ricordarlo, visto proprio nei giorni scorsi il film di Walter Veltroni, Indizi di felicità, dove veniva intervistato tra l'altro una persona che diceva: il cane capisce quello che dico io non capisco quello che dice il cane. Secondo voi chi è più intelligente? Mi pare una bella provocazione. Sì, tante domande in un colpo solo. Intanto un cordiale saluto a tutti e un grazie sentito a questa testata che ci consente di parlare degli animali e di riflesso dell'uomo. C'è stato Giovanni Paolo I che diceva: uomo, natura, animali, siamo tutti nella stessa barca, non si tocca gli uni senza intaccare gli altri. E si è detto lui, ma se vogliamo fidarci anche a tempi più recenti, il nostro Papa Francesco ha fatto la famosa enciclica, no? Laudato Si. Chi la legge, è molto bella da leggere, scoprirà che c'è un rapporto proprio alla pari, diciamo. Bene, questa legge nata 26 anni fa è stata una sorta di rivoluzione copernicana. Prima di allora, come ha ricordato il giornalista, il dottor Stelluto, accadeva che i cani venivano uccisi dopo 3 giorni. Se non fosse arrivato un'anima pia ad adottarli o il loro padrone, arrivava il padrone al 4° giorno e non trovava più il cane. Ho fatto in tempo a vedere queste scene, tra virgolette, strazianti. Per fortuna che i legislatori il 14 agosto, quindi eravamo alla vigilia di Ferragosto del 1991, intercettando una sensibilità comune che stava proprio crescendo, decideva che si doveva finire con questa strage di innocenti. Nasceva la legge 281-91, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che stabiliva soprattutto 4 cose. La prima: basta con la uccisione di questi cani. Se gli animali avessero potuto applaudire, i cani l'avrebbero fatto. È stata votata all'unanimità bipartisan, forse perché si era alla vigilia di Ferragosto. Bene, secondo, dove mettiamo tutti questi cani? Costruire dei rifugi. Chi lo fa? I comuni, con la collaborazione delle associazioni. Terzo, proprio alle associazioni viene data nuova dignità. Permettetemi un riferimento: io ho firmato una convenzione con l'UIS in cui si dice tra il direttore generale, dottor Coso, e il responsabile della Lega del Cane si conviene quanto segue, cioè si è alla pari. Quarta cosa, il legislatore si rende conto che non si può combattere la battaglia contro il randagismo con i canili e pertanto fa prevenzione, instaurando l'anagrafe canina. Ogni cane deve essere microchippato. Noi diciamo un cane senza microchip è come una macchina senza targa, che non fa tanta strada. Da allora ne è stata fatta di strada. Il nostro rifugio, pensate, è nato nel 2003 perché c'è stato tutta la legislazione, poi il comitato anticanile, perché tutti vogliono i canili, basta che non siano vicini alle proprie case. Ecco, ma rifugio e canile sono sinonimi? Allora, canile dà una connotazione negativa. Da quando Striscia la notizia, per fortuna, io vorrei ringraziarla pubblicamente, fa vedere certe cose. Quando io dico alle persone: ma il cane è questo, il canile? No, il canile no, per carità. Ecco, allora preferiamo chiamarlo con un eufemismo, ma eufemismo non lo è, rifugio, oppure il luogo dove appunto accogliere questi animali, che hanno solo la disgrazia di essersi imbattuti in un padrone che non ha avuto pietà di loro. Pensate, una volta venivano anche uccisi poi dopo 3 giorni, credo proprio che il cerchio si era chiuso.
Bene, da allora abbiamo accolto 5.000 cani, guardate si fa presto a dire 5.000, ma proviamo A Piazzola sul Brenta. a Piazzola sul Brenta, servendo l'area dell'intera Alta Padovana dell'ex Sulse 15, 250.000 abitanti, 28 comuni. Ma ogni comune dovrebbe avere un rifugio? No, se il comune ci si associa, noi per l'Alta Padovana, noi abbiamo ragionato, il mio interlocutore non è il sindaco, ma è la conferenza dei sindaci. Per cui quando ho parlato con il presidente della conferenza dei sindaci, che attualmente è il sindaco di Carmignano di Brenta, anche se adesso a seguito dell'UICE 6 è stato rivisto un po' queste cose, io, ecco, quando la convenzione viene approvata e rinnovata, ed è stata rinnovata perché è triennale, è stata rinnovata tante volte, viene rinnovata in sede di conferenza dei sindaci, immaginando quasi che ci fosse un unico canile, che per un unico comune vorrei dire, non un unico canile. Ecco, questo quindi per quanto riguarda... Allora, il bicchiere mezzo vuoto è costituito dal fatto che sono entrati tutti questi cani. Cosa vuol dire? Che vergogna anche per la nostra Alta Padovana. Quanti abbandoni. Il bicchiere mezzo pieno va proprio individuato nel fatto che quasi il 90% di questi cani hanno trovato un padrone nuovo. Se posso commentare le immagini che compaiono, questa vedete l'area di sgambamento del nostro rifugio. Vedete come è obbligatoria per legge, questo è uno dei 40 volontari che abbiamo. Questi sono dei cuccioli, di solito non abbiamo cuccioli, siamo contenti di non avere cuccioli perché la gente prende il cucciolo e è convinta che sia dopo 2 mesi un cane adulto e ce lo porta indietro. Gli unici cani che ci portano indietro, noi diciamo i cuccioli regalati a Natale li troviamo in canili a Pasqua. Questa è l'esperienza purtroppo. Chi prende un cane adulto sa cosa si porta a casa, chi prende un cane cucciolo, non è niente vero. Posso raccontare, facciamo anche i post affido, non è mica facile controllare 4.000 realtà, però voglio raccontare solo un episodio. A Resana, provincia di Treviso, vicino a Castelfranco, continuiamo a vedere le immagini. Ecco, noi nel nostro canile, nel nostro rifugio, prepariamo da mangiare, cuciniamo, cosa molto simpatica, soprattutto d'inverno. Vedete il pentolone, quel badile, si fa a coso. Questi sono volontari, guai se non ci fossero i volontari, sapete. Allora dicevo, arrivo in questa famiglia di Resana, il proprietario mi fa entrare, dico posso vedere il cane così facciamo una parola, io entro sempre in maniera positiva e dice questo è il cane che avevate voi, era accovacciato ai piedi di un divano c'era sua moglie e io ho capito che era ammalata, oltretutto aveva anche la parrucca in testa e ho capito cosa stava facendo. Lei ha detto sappia che da quando questo cane si è accorto che mia moglie è ammalata non si muove più da lì. Tu puoi fargli quello che vuoi, si muove solo se lei si alza. E pensare, allora io ho pensato, mi sono commosso veramente, dico, fosse stato qualche anno fa l'avrebbero ucciso questo cane. Quindi guardi anche, non ho avuto più il coraggio di entrare in quella famiglia perché non so se la signora sarebbe stata ancora. Ecco, i cani vostri ospiti sono tutti cani abbandonati? Ecco, per fortuna l'abbandono in senso tradizionale, quello per cui vedevi il tipo che apriva lo sportello della macchina e muoveva sul cane in autostrada, è molto diminuito. Parallelamente è cresciuta una nuova forma di randagismo, di cattivo rapporto con l'animale, perché il randagismo richiama sempre una connotazione negativa, costituita dal fatto che per un malinteso amore per gli animali ci sono famiglie, ci sono singoli che si riempiono di cani, che poi non sono in grado di gestire. Allora bisogna intervenire con la prevenzione. D'accordo con il sindaco, io ricevo cani in rifugio, quelli non catturati li ricevo solo su domanda del sindaco, affinché le amministrazioni abbiano intanto consapevolezza del problema e perché ci sia un primo filtro. Se il sindaco mi dice, caro Tonnellotto, la prego di accogliere questo cane, io lo faccio. Oltretutto ho firmato una convenzione che è 28. Dicevo appunto questo. L'altro è costituito dal fatto dagli sfratti. Gente deve andare via, va su un mini appartamento, non c'è più spazio per il cane. Le separazioni, mamma mia, cosa non si fanno 2 persone che stanno per lasciarsi? E il primo a rimetterci è il cane. Allora se il cane è dell'altro, allora ci fa un dispetto, nessuno, tutto così. Noi li accogliamo sempre su richiesta del sindaco. Questo o dell'amministrazione, il comandante dei vigili, un assessore, non necessariamente proprio. Ecco, però, se si guardano i dati economici, il settore di tutto ciò che inerisce agli animali d'affezione è uno dei settori in crescita nel nostro paese. Quindi verrebbe da pensare che è aumentato l'amore verso gli animali domestici perlomeno. In realtà è così o è moda? Perché poi quando uno ha un cane
deve anche pensare che il cane ha delle esigenze. Cioè magari tenere un cane grande in un appartamento in città non è proprio l'idea più brillante del mondo. Si vede di tutto, si vede di tutto. Diciamo le cose sono migliorate. Io porto più che il giro d'affari di cibo per i cani, certo, anche il fatto degli studi veterinari. Guardate come sono proliferati dappertutto. Vuol dire che c'è, quando c'è offerta, vuol dire che c'è domanda, sì o no? E questo vale anche per il cibo. Si dice, ma voi date da mangiare al cane e muoiono i bambini di fame. Allora dico, per favore, basta con questa solfa. Il 40% del cibo prodotto viene buttato via. Allora, quando io vado nelle sagre a raccogliere il cibo, dottor Stelluto, bisognerebbe vedere cosa porto via la sera dai piatti. Devo portarlo in Africa per i bambini che stanno morendo o posso portarlo al rifugio San Francesco di Piazzola sul Brenta senza trovare la persona che mi farà morire ogni volta? Cioè, voglio dire, con quello che viene buttato via, mangiano i cani e anche i cristiani un'altra volta. Allora, è vero, c'è un crescendo di sensibilità verso gli animali, ma è come io direi la televisione, come il computer, sono cose belle che però hanno anche aspetti negativi, insomma, quindi questo amore sta aumentando, ci sono forme anche di mania, per carità, ma le forme di mania esistono dappertutto, insomma. C'è qualcuno che mi ha rifacciato, tu, i cani, guarda che Hitler voleva bene i cani, dico guarda che Hitler voleva bene anche la musica classica, sai? Cosa vuol dire che chi vuole bene la musica classica somiglia a Hitler? Che bel sillogismo, no? E cosa posso dire ancora? Le tante adozioni dal nostro rifugio, essi almeno, 30 secondi, però. Quasi un cane al giorno. E vorrei ricordare il numero, siamo sempre aperti tutti i giorni. Eccolo qua, sta passando adesso, 338 4981 981. Va bene, ecco, aperti tutti i giorni, dal 1 gennaio al 31 dicembre, grazie veramente. Ecco. Questo per i cani abbandonati. Sì. Grazie a Giovanni Tonelotto, che ricordo essere il coordinatore veneto della Lega Nazionale per la difesa del cane. È responsabile del rifugio San Francesco di Piazzola sul Brenta. E abbiamo parlato appunto di questo rifugio a Piazzola sul Brenta, nato nel 2003 in base ad una legge del 91. Grazie, buon lavoro. Grazie. Mi pare di capire che lavoro non manca, però per fortuna ci sono anche i volontari. Ho detto una quarantina di volontari. E quindi sono la nostra ricchezza, il nostro fiore all'occhiello. Grazie a tutti voi, alla prossima.